È la stessa categoria di fare. Non vogliamo neanche dimenticare, che ne abbiamo parlato, è creata anche l'opportunità, alcune delle società hanno approfittato di questa opportunità per mettere in gara la prova del Vortex esordienti maschile, atleti che chiaramente si avvicinano alle gare da poco tempo, qualcuno di loro non è proprio così, ma li presentiamo indistintamente da Alessio Bagnato, Luca Valentini, Luca Rossato e Gabriele Scognamiglio, che gareggeranno nella prova del Vortex esordienti maschile. Al femminile ci sarà Neris Russo. Mentre attendiamo ancora per la partenza dei 600 metri